Siamo nella chiesa Cuore Immacolato di Maria di Agrigento, del villaggio Mosè, e stiamo presentando in questo incontro spirituale dedicato ad un'orsolina, Angelina Tricoli di Ravanusa, questo incontro sul tema un'orsolina sospesa tra il cielo e la terra. E prima di entrare nel vivo di questo nostro incontro è doveroso dare il microfono al nostro parroco Don Maurizio. Intanto vi do un saluto di benvenuto nella nostra comunità ed è bello che questa sera ci ritroviamo tutti insieme a soffermarci un po' per ascoltare quello che ci verrà detto. Di solito noi che corriamo dalla mattina alla sera, presi dai 1000 impegni, dalle faccende familiari e via di seguito, ogni tanto fermarci e metterci in ascolto di Dio, per noi questo è fondamentale. Allora ringrazio Dio perché ecco, questa sera avremo modo di ascoltare il professore Enzo Di Natali, che ringrazio, e avremo modo di approfondire questa figura di questa orsolina che è stato detto, Angelina Tricoli. E ecco, cosa dire, poco fa ve lo avevo proposto, così lo riproponiamo, che oggi noi abbiamo bisogno di santi, abbiamo bisogno di metterci vicino a persone che ci portano verso la grazia di Dio. Per cui in questo tempo di superficialità, questo tempo magari di mediocrità, cerchiamo di non circondarci da gente che ci può allontanare. Abbiamo bisogno di gente santa, perché lo dico sempre, i santi generano santi, i superficiali generano superficialità, i mediocri generano mediocrità. Allora, grazie, così anch'io sono desideroso di ascoltare e mettermi anche nell'atteggiamento di colui che vuole anche approfondire. Grazie. Grazie Don Maurizio. Dunque questo incontro in questa parrocchia è dedicato ad Angelina Tricoli. Angelina Tricoli era un'orsolina di Ravanusa che trascorse la propria vita sospesa tra la terra e il cielo. Chi erano le orsoline? Le orsoline erano delle donne che vollero seguire la spiritualità di Sant'Angela Merici, delle donne che volevano dedicarsi alla famiglia, delle donne che volevano dedicarsi all'apostolato della parrocchia, delle donne che volevano santificare la propria vita nel mondo. Dunque anime consacrate. Queste orsoline le abbiamo per la prima volta nella provincia di Agrigento intorno al 1920, perché a Canicattì li fece venire un arciprete, Monsignor Angelo Ficarra, che diventerà poi vescovo di Padova. Da Canicattì questa compagnia si diffuse anche in altri comuni, tra cui Ravanusa. E a Ravanusa noi abbiamo una bella presenza di orsoline, le quali si dedicheranno molto alla vita parrocchiale, all'apostolato. E tramite la preghiera di queste orsoline noi avremo tante vocazioni. La città di Ravanusa sarà una delle città che darà più sacerdoti alla nostra diocesi. Ma perché? Perché ci sono queste orsoline che insegnano il catechismo, ma non lo insegnano soltanto a parole, non sono dei trasmettitori, ma sono dei testimoni. Cioè i ragazzi, le ragazze restano abbagliati, restano meravigliate di queste donne che trascorrono ore e ore della giornata in preghiera. La messa è alle 5 di pomeriggio, l'orsolino alle 3:30 è già in chiesa.
e dalle 3:30 fino alle 5 sta in silenzio dinanzi a Gesù sacramentale. Questa è anche la nostra Angelina Tricoli. Angelina Tricoli era, diciamo, una donna semplice, una donna schietta, una donna che volle seguire appunto l'ideale di Gesù nella vita della spiritualità di Sant'Angela Merici ed era molto innamorata di Gesù e Eucaristia. Il nostro parroco Don Maurizio durante la messa ci ha detto quanto è importante l'Eucaristia nella vita di ogni persona. Ebbene, Angelina Tricoli, per raccontare soltanto uno dei tanti episodi, ma sarà anche qui il nipote Mario che ci dirà qualcosa, anche la nipote Angela Tricoli. Angelina Tricoli pensava alle 2 del pomeriggio Gesù in chiesa è solo. E io cosa posso fare? Posso stare tranquilla a casa mia sapendo che Gesù è solo in chiesa? Ebbene, lei con tante scuse usciva da casa, faceva un giro attorno alla chiesa madre e mentre camminava attorno alla chiesa madre il suo pensiero era a Gesù all'interno della chiesa madre con le porte ovviamente chiuse e diceva: tu Gesù sei solo, ma in questo momento io sono accanto a te, io sono in ginocchio da te, io ti voglio nel mio cuore. Questa era Angelina Tricoli, un'apostola che faceva catechesi, che testimoniava la propria vita secondo il Vangelo, che voleva che gli altri si infiammassero come lei, come Sant'Angela Merici. Ebbene, devo lasciare necessariamente spazio ad altri interventi. Mi sembra doveroso dire alcune cose. La nostra associazione, come centro di bioetica, da alcuni anni sta cercando di far conoscere delle figure significative presenti nella nostra diocesi. Vi voglio ricordare queste figure: Don Gerlando Re, Dino Varisano, un giovane dell'Azione Cattolica, un'altra orsolina, Lina Lovermi, una mamma di famiglia, Letizia Comparetto, Ave Gaglio dell'Azione Cattolica, Paolo Ciotta dell'Azione Cattolica, Maria Fanara, grande apostola che recentemente è morta, Carmelina D'Angelo di Campobello di Licata, quando ha fatto con il movimento Pro Familia, Padre Vindi di Grotte, ma tanti altri che noi vogliamo far conoscere. Ma per quale motivo la nostra iniziativa da alcuni anni cerca di far conoscere queste figure? Per un semplice motivo, che lo Spirito Santo è presente nella nostra Chiesa, che la santità feriale è una santità che si vive nel quotidiano. Noi non vogliamo fare santi alcuno, sarà la Santa Chiesa a decidere se una persona bisogna essere riconosciuta santo o meno. Ma il nostro compito attraverso queste figure che ho menzionato è dire: guardate, il profumo della testimonianza che noi abbiamo nelle nostre comunità. A me piace quando vado nella parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino da Padre Giammusso, che vedo dei quadri. C'è il quadretto di Pippo Montalbano, il quadretto della signora Tamburello, di tante altre persone. Chi sono? Chi sono state queste persone? Sono state quelle sorelle, quei fratelli
che hanno lasciato quella scia di santità, quel profumo di santità. Se noi facciamo mente locale anche a questa comunità parrocchiale del villaggio Mosè, Cuore Immacolato di Maria, noi vediamo che ci sono state tante figure che si sono distinte nel tempo, negli anni, per quell'attaccamento alla fede, per quella spiritualità, per quello spirito di silenzio, di preghiera, di mortificazione. E allora, che significa? Che la nostra comunità Cuore Immacolato di Maria, come altre comunità parrocchiali, sono pieni di questi meravigliosi frutti dello Spirito Santo. Ma questo ci fa capire che nonostante tutto la Chiesa è santa, la santità è qua. Allora le comunità parrocchiali sono comunità di santità feriale. Significa che la parrocchia è il luogo dove i fratelli, spezzando il pane, nutrendosi del corpo e del sangue di Gesù Cristo, ascoltando la parola, si santificano. La parrocchia, la parola parrocchia tenda come accampamento, luogo dell'accampamento dei santi. Angelina Tricoli dunque si staglia in questa chiesa agrigentina come un modello di vita di santità, santità appunto feriale. Certo, lei è stata fortunata, lo dirà il nipote, perché ebbe anche un ottimo padre spirituale, un ottimo direttore spirituale che fu padre Giuseppe Traina, che a quel tempo, giovanissimo, fu arciprete di Ravanusa e capì questa ragazza, questa donna, per la sua spiritualità e sollecitò ad Angelina di scrivere tutto quello che sentiva nel proprio cuore. E Angelina scrisse molto, molto. Noi circa 40 anni fa abbiamo avuto l'opportunità di conoscere Angelina Tricoli tramite gli scritti di un sacerdote, Don Nunzio Burgio, che fu direttore del spirituale del seminario di Agrigento. Don Burgio cosa fece? Chiese ai seminaristi di trascrivere sui quaderni i fogli volanti di Angelina Tricoli. Ebbene, dopo anni noi abbiamo scoperto questi quaderni, che sono decine di quaderni di Angelina Tricoli, e abbiamo scoperto, caro Don Maurizio, una miniera di spiritualità. Questi quaderni sono oggetto oggi di studio. Bene, io mi fermo in questa mia esposizione perché mi sembra doveroso che di Angelina Tricoli ci sia l'intervento, la testimonianza della nipote che si chiama come lei Angela Tricoli, e certamente potranno parlare più di me e meglio di me perché l'hanno conosciuta. Grazie a tutti per averci accolto e ringrazio Enzo Di Natali perché di tanto in tanto ci richiama a ricordare la zia. Io sono la nipote, una dei 5 nipoti di Angelina Tricoli. Angelina aveva un'unica sorella, mia mamma, e il cognome è il caso. Mio padre e mia madre avevano lo stesso cognome. Io porto il nome suo e della nonna, della mamma di Angelina Tricoli, quindi io non lo so nella testa di una giovane mamma, la nostra, cosa c'era. Certo è che io mi chiamo Angela Tricoli come sua madre e sua sorella. Il mio ricordo è nel tempo elaborato, da 10 anni a questa parte soprattutto.
perché la zia è morta 45 anni fa e c'è stato un lungo periodo di silenzio a cui né vogliamo né dobbiamo dare risposta, perché le risposte ce le ha lui. Per cui è un ricordo di una bambina elaborato da una donna adulta che sta facendo timidamente un cammino di fede. Per cui ciò che io vi racconterò sono i quadretti che io ho davanti a me, delle immagini, perché una bambina di 7 anni, 5 anni, 10, io avevo 10 anni quando la zia è morta, non poteva capire quello che c'era, però osservava, e adesso che ricordo e rivedo, riesco a rivestire in qualche modo di luce, di fede, quello che la zia faceva. La zia, il titolo dell'incontro dice sospesa tra cielo e terra. Io vi dico che mia zia era una donna del suo tempo. Lei il suo tempo lo ha abitato pienamente, lo ha abitato nella preghiera, lo ha abitato nella presenza nella comunità, lo ha abitato in famiglia, lo ha abitato in parrocchia, lo ha abitato come cittadina. E io la ricordo come? Intanto silenziosa, ma il suo non era il silenzio di chi non ha nulla da dire. Le parole di mia zia in famiglia erano tenute in grande considerazione. Le persone che venivano da noi, e io ero bambina in questa casa la domenica sera o nella settimana, lei faceva la sarta, venivano tante persone a chiedere consiglio e si capiva questa donna che non era sposata, che era una signorina, questa donna che viveva le ansie di una sorella, i problemi di una mamma, di una moglie, e lei che punteggiava con la sua preghiera, col suo comportamento, con i suoi suggerimenti, la nostra vita. Per cui vi dico che venivano tante persone a casa a chiedere consiglio a lei. E quindi ricordo lei sartina, la vedete così mite, questa figura in bianco e nero non le rende la bellezza che lei amava. Io mi ricordo lei cucire i vestiti e dedicarsi a mia sorella, che era più vicina a lei di età, perché io sono la più piccola di 5 figli, amante del bello. E le donne che venivano da lei, le giovani spose, lei preparava tutto i vestiti, gli abiti di matrimonio, e per cui ricordo anche questo. Ricordo anche il silenzio della zia e l'estate. Lei d'estate, avevamo la casa al piano terra e una scala che portava al piano di sopra. L'estate lei dormiva su uno scalino e non riuscivamo a capire. Dopo tempo capimmo, e adesso abbiamo elaborato, che lei faceva un sacrificio e quel sacrificio lo offriva, ma diceva che lo scalino era fresco e che quella frescura le consentiva di riposare. Ricordo anche quando lei usciva in ordine, ma semplice, ordinata. Talvolta castigava la sua vanità con dei vestiti un po' laceri, vecchi, e le liti con mia sorella, che una volta un vestito di questo glielo strappò
ha detto tu non lo metti più, perché era veramente il segnale della sua mortificazione, ma a quel tempo noi non lo capivamo. Un'altra immagine che ho a proposito degli scritti: avevamo quest'unica stanza, la camera da letto dei nonni, il lettone, il lettino di zia, e al centro, vi ricordate molti, c'è questo tavolino con un copritavolo piuttosto pesante, il cassettino. Questo cassettino era pieno di libri, li libri di Angelidda, logori, letti e riletti, ma era il cassettino dei suoi libri. Se sollevavamo il lembo di questa tovaglia, lì sotto era piena di foglietti, piena, di il rovescio di calendario, fogli di carta e carta di pane, qualsiasi cosa lei trovasse era buona per appuntare. Ma la cosa bella che vi voglio trasmettere: noi in casa eravamo in 5, i miei fratelli potevamo essere curiosi. A nessuno di noi venne mai la curiosità di leggere, o meglio, si leggeva un rigo e poi si diceva, e questo è un racconto familiare, le cose di Angelidda, e si posavano. Io dico che 5 persone, 5 ragazzi, mia madre, penso fossimo tutti guidati. A nessuno di noi venne mai la curiosità di leggere, quindi non capivamo. Sì, leggevi Gesù, ma non andavi mai oltre, mai. Poi un altro ricordo di bambina: lei mi portava in chiesa. Allora Angelina era buona, ma io ricordo seduta accanto a lei e lei in ginocchio al confessionile. Allora una bambina che pensava, vabbè, la zia ha pochi peccati, si sbriga subito. Non era così. Intanto il mio tempo era lunghissimo e non mi finiva mai, e io lì ferma ad aspettarla e le sue lunghissime confessioni. Dopo capiremo che era la sua guida spirituale il sacerdote. Poi ancora, nelle avversità economiche della nostra famiglia, lei c'era. Lei non era la zia che era chiusa nella sua preghiera, era la zia che pregava ma che viveva la nostra famiglia e il legame col quartiere, con tutte le famiglie e la parrocchia. Sicuramente non era una giovane consacrata come le sue amiche orsoline. A volte lei era un passo in più rispetto alle altre, perché guidata, ispirata, perché Dio l'aveva scelta, oggi noi diremmo. E poi l'altra cosa che mi piace condividere con voi è: la zia muore, si raccolgono questi scritti, Don Nunzio Burgio fa un lavoro di raccolta e di incontro a quanti l'hanno conosciuta. Quando lui arrivava a casa nostra, noi avvertivamo la fatica di raccontare, perché dovevamo raccontarci. Raccontando della zia, raccontavamo di noi, e questa elaborazione è difficile. Non eravamo pronti. Lo abbiamo fatto, a volte con fatica, a volte con disponibilità, a volte con insofferenza, perché Don Nunzio Burgio, ora io ricordo, veniva settimanalmente, quindicinalmente, e in maniera ricorsiva riproponeva sempre le stesse domande, cioè lui voleva capire fino in fondo, era una sorta di interrogatorio per capire la zia, il quadro di questa figura.
E poi l'ultima cosa, perché mio fratello vi dirà altro del suo ricordo e rapporto con la zia, che è ancora più forte e intenso del mio. L'altra cosa che mi piace condividere con la comunità: un decennio fa arriva a Ravanusa un arciprete venuto dall'altro capo della provincia, Don Emanuele Casola, l'accento è giusto, e allora arriva e nel suo ingresso in matrice parla di Angelina. Il ricordo si era affievolito, era presente soltanto nelle sue coetanee, perché la zia è morta a 50 anni, e da lì si ricomincia a riportarla in vita, tra virgolette, per la comunità. Comincia lo studio degli scritti, le omelie basate sui suoi scritti, questi incontri, e la zia ritorna ad abitare con un'altra luce la nostra Ravanusa e la nostra provincia, e penso soprattutto, io parlo per me ma credo di interpretare i sentimenti dei miei familiari, comincia a riparlare a noi, perché io sto scoprendo una nuova zia. Quella bambina è altro adesso e la zia c'è, e la zia mi abbraccia e mi accompagna in ogni momento della mia vita. Vi dico soltanto questo: noi siamo cristiani e non dobbiamo assolutamente credere alle coincidenze. Io dico che dobbiamo credere alle Dio-incidenze, perché nulla avviene a caso. Domenica in una parrocchia di Ravanusa io avevo un impegno. Si era stabilita la data, si è fissato la locandina in quel santuario al convento. In quella bacheca c'era l'immagine di zia, l'immagine di Santa Chiara e il mio nome, perché avevo organizzato quel momento. Io ho detto, poteva essere un altro giorno, un'altra data. Enzo, perché quella data? Perché è fissato lì? Io dico che lei c'è con certezza, c'è nella nostra vita e chissà nella vita di quante e di quanti l'hanno conosciuta e di cui noi non sappiamo, non abbiamo notizie e non conosciamo le storie. L'altra cosa, perché io sono una madre e mi vedo madre e rivedo mia nonna, ripenso la nonna accanto il letto di morte della zia, quando questa donna, la palma, il vestito bianco, i caratteri diametralmente opposti, mia madre, mia nonna e mia zia, queste tre donne che hanno abitato la nostra vita. Mia madre piangeva, mia nonna zitta. Penso che mia nonna avesse sempre capito il valore di questa figlia, pur non dicendo nulla, e quando la perde a 50 anni, penso fosse già pronta. Mia nonna non ha versato una lacrima, me lo sono sempre chiesta, perché questa donna non avesse pianto quel giorno, perché da madre proviamo ad immaginare lo strazio. Quella donna lì seduta accanto alla figlia, e in meno di 40 giorni aveva perso il marito, mio nonno, il padre di mia madre e mia zia, e la figlia. Io dico che c'è chi ci conduce. Penso che anche le preghiere di mia zia avessero preparato mia nonna. La vita della nostra famiglia è lunga, potrei dire tanti episodi molto intimi dove lei c'è, e chi mi incontra mi dice: ho giovani ragazze che adesso
leggono gli scritti o chi l'ha conosciuta, lei c'è. Per cui, che dire, Enzo parlava della ferialità della fede. La zia sicuramente ha vissuto la fede nei giorni feriali, ma penso che li abbia resi tutti festivi. Grazie. La testimonianza è sempre testimonianza e la testimonianza ovviamente coinvolge. Certo, è stata una coincidenza, una incidenza, non si sa. Di certo è questo, che con Don Maurizio noi avevamo stabilito un altro giorno. Poi, per una serie di motivi, ecco, si sceglie il 3 di maggio, che nei nostri comuni il 3 di maggio è la festa del crocifisso. E noi sappiamo quanto Angelina Tricoli era innamorata di Gesù crocifisso, e noi sappiamo anche quanto il nostro parroco Don Maurizio in questa comunità è innamorato del crocifisso. Non per nulla lui viene da Alessandria della Rocca, perché a Alessandria della Rocca c'era una comunità dei padri passionisti, e i padri passionisti sono stati quelli che hanno alimentato la spiritualità di Gesù crocifisso. Il tempo purtroppo vola, adesso abbiamo la testimonianza, l'intervento di un altro nipote di Angelina Tricoli, il professor Mario Tricoli. Buonasera, sono uno dei tanti nipoti, più precisamente il più grande. Ogni volta che Enzo Di Natale viene a chiedermi di portare la mia testimonianza in occasione della presentazione di questa figura di Angelina Tricoli, cioè mia zia, io comincio ad andare nel pallone. Perché? Perché questo mi porta a vedere questo quadro, a ritornare ai tempi in cui io ho vissuto con lei, a ripercorrere la mia vita. Ma quando poi guardo questo quadro io mi faccio una domanda: ma la mia vita la sto vivendo come lei voleva? La mia vita può essere paragonata al suo vissuto? Dico no. Dico no perché è no. E se la mia risposta è no, mi viene un'altra domanda: ma sono un buon cristiano? Non so rispondere. Quando questa domanda l'ho fatta a un prete, mi disse: vai tranquillo, non ti fare troppa domanda, continua per la tua vita e non ti tediare. Mia zia, io vorrei partire da quello che raccontava Don Maurizio poco fa, quando lui, trovandosi in ospedale e non avendo la possibilità di prendere la comunione ogni giorno, la prendeva occasionalmente quando veniva il prete, ogni settimana, e non lo so questo. Lui ci raccontò che questa particolarità la viveva con ansia, con costernazione, perché il non ricevere l'ostia Dio ogni giorno per lui diventava un problema. Su questo punto, io che ho letto pagina per pagina, perché l'ho dovuto fotocopiare gli scritti di mia zia, c'è una cosa: che mia zia, quando qualche volta non riusciva, o perché è ammalata o per un motivo qualsiasi,
ad andare in chiesa e ricevere Gesù Cristo, nei suoi scritti c'è: oggi è un giorno perduto. Ecco qual era il rapporto di mia zia con Gesù Cristo. Ma è un rapporto però che viene da lontano. Non si può dire che mia zia costruisce questo rapporto così dall'oggi al domani, ma lo costruisce giorno per giorno fin dalla sua infanzia. E in questa costruzione del rapporto tra lei e Gesù Cristo così forte sono presenti delle figure che non possono assolutamente essere dimenticate, e sono una certa Carmelina Miceli, l'arciprete Sorrento, poi l'arciprete Burgio, poi padre Traina e poi Don Nunzio Burgio. Queste persone hanno formato giorno per giorno mia zia. Senza il contributo di queste persone, senza il contributo del suo direttore spirituale, che fu padre Traina, forse noi non avremmo avuto questa figura, questa mistica, questa personalità. Perché? Perché dietro alla formazione di una persona, ma sia essa formazione scolastica, sia essa formazione anche religiosa, ci deve necessariamente essere dietro un grande maestro. Senza un grande maestro non si possono avere grandi figure. Quando arrivò padre Traina a Ravanusa come arciprete, all'epoca padre Traina era un giovane sacerdote, aveva 27-28 anni, mandato da Monsignor Peruzzo a Ravanusa a seguito di brutte vicende legate anche alla Chiesa. La Chiesa venne bruciata, l'arciprete precedente fu costretto ad andare via e sostituito da padre Traina. Questo sacerdote entrò in contatto con questa donna, con questa mia zia, e piano piano questa mia zia cominciò ad aprirsi. Raccontava dei suoi incontri con Gesù, del suo parlare con Gesù. Padre Traina entrò in costernazione in un primo tempo, perché non capiva quello che questa signorina le comunicava. E allora le consiglio di scrivere. Ecco perché mia zia scrive sotto la guida del suo direttore spirituale. Non scrive perché le viene in mente di scrivere, no, perché il suo direttore spirituale, padre Traina, la costrinse a scrivere, e allora cominciò a scrivere questi appunti. Quando vengono fuori questi appunti, tutti questi quaderni, ricordate che sono circa 2000 pagine, è un mondo tutto da scoprire, un mondo tutto da analizzare, da studiare. Padre Burgio, Nunzio Burgio, ha fatto un primo lavoro e ha scritto due volumi. Uno è questo, La messaggera del Sì, Angelina Tricole, che un po' racchiude la sua vita, i suoi percorsi, eccetera. E questo è il tuo motto, sì, e sono tutti gli scritti, parte degli scritti, una minima parte degli scritti. Allora, noi abbiamo pensato di regalare 10 copie per ogni volume alla Chiesa. Li diamo alla Chiesa, ciascuno di voi può dare un contributo che andrà alla Chiesa se vorrà, se no Don Maurizio li darà a chi riterrà opportuno, a chi gliele chiederà per leggerle, per cercare di capire ancora di più. Io potrei continuare all'infinito a parlare di mia zia. La cosa non
non mi entusiasma, lo faccio, credetemi, con tanto sacrificio. Lo faccio perché Enzo Di Natale me lo chiede, perché poi penso le vie del Signore sono infinite, perché poi penso fosse giusto, però credetemi, per farlo è una violenza a me stesso, perché ripercorrere tutti quegli anni, ripercorrere io ventenne, che rientravo a casa all'1, alle 2, alle 3 di notte, un po' perché mi piaceva giocare a carte, un po' perché mi piaceva chiacchierare, e incontrare mia zia quando io rientravo, che era lì che scriveva, a me non ci facevo caso, però ricordo tutto quel periodo. Poi ricordare la sua semplicità. Angelina Tricoli, c'è scritto nel manifesto Tra cielo e terra, ricordate che mia zia non era una mistica, non era semplicemente una mistica che si sedeva davanti Gesù Cristo e cominciava a pregare da sola col suo silenzio, con la sua contemplazione. Non è vero, era questo, ma era anche altro. Era in terra, era, diceva mia sorella, una donna del suo tempo. Qui c'è una persona in mezzo a voi che ha avuto modo di conoscerla, che è il dottore Vito Di Maida, ma più che lui l'ha conosciuta la sorella di Vito Di Maida. Abitavamo come famiglie nella stessa strada. La sorella l'attendeva davanti casa, mia zia scendeva, appena passava mia zia e andavano entrambe in chiesa. Quindi lui, per il tramite della sorella, la conosce molto bene. Perché dico che non era solo una mistica? Perché era presente nel territorio, era presente in tutte le situazioni di disagio, era presente in tutte le situazioni complesse, era presente nelle famiglie in cui nessuno voleva entrarci perché all'epoca convivevano, per motivi diversi convivevano, e allora negli anni 50, negli anni 40, 45, 50 era difficile accettare per i cristiani questa convivenza. Lei non interessava quello che diceva la Chiesa, interessava quello che lei sentiva e andava in queste famiglie, cercava di parlare con loro, l'ascoltavano, cercava di convincerli a contrarre matrimonio davanti a Dio, e ci riusciva come non lo so, ma ci riusciva. All'epoca nei nostri paesi c'erano anche delle prostitute. Lei ci andava, mio nonno, lei era signorina, mia nonna faceva storie. Ma dove? Come ti permetti? Che fai? Le donne, le persone, i vicini parlano, ma che sei pazza? Sei cretina? Questo, quell'altro. Lei non aveva paura. Lei rispondeva tranquillamente a mia zia, a mia nonna, stai tranquilla perché con me c'è lo Signe Rosso. Quindi non mi può succedere niente. E andava e parlava con queste persone, cercava di convincerle, cercava di portarle sulla retta via. Quindi non è solo una mistica, ma era una che stava in mezzo alla gente. Il catechismo. C'erano dei giovani che non potevano frequentare regolarmente il catechismo la domenica o nei giorni fissati. Allora lei regolarmente la sera, quando venivano dalla campagna, andava a casa di questi ragazzi. Ancora io ne conosco qualcuno che viene a dirmi: tua zia veniva a casa mia a farmi il catechismo. E andava in queste famiglie, in questi ragazzi a fare il catechismo. Poi Angelina Tricoli Orsolina. E chiudo perché non vorrei tediarle. Mia zia non è vero che voleva farsi Orsolina. Osteggiò, combatté tutta la vita, una vita intera, una battaglia continua. E quando io leggo i suoi scritti c'è una guerra, una battaglia tra lei e Gesù Cristo. Lei non voleva farsi
Orsolini, amava la sua libertà, amava il suo volare diversamente, amava poco le regole, ecco, amava poco le regole del rientrare a casa a una certa ora, le regole di non andare in certe famiglie fuori dal comune. Quindi era una persona fondamentalmente libera, era una persona libera perché lei aveva questo rapporto così forte con Gesù Cristo che non aveva paura di nessuno e di niente. E oggi come oggi, quando qualche persona anziana viene fuori qualche discorso e si parla di mia zia, mai mia zia è stata definita da un mondo contadino, artigianale, da un mondo poco frequentante la Chiesa, mai è stata definita quella è una bacchettona. Mai veniva trattata da questo mondo con quel rispetto, con quella, non lo so, proprio rispetto, non mi viene un altro termine, di chi sa che da quell'altra parte c'è una figura talmente limpida, talmente sincera, talmente forte, talmente carismatica, che non aveva bisogno di essere etichettata come la donna che va in chiesa, ma era etichettata come la donna che si occupava delle cose più difficili, dei casi più difficili della famiglia. Mia sorella ricordava questo andare e viene delle persone, questo consiglio che chiedevano, questo parlare lei, e quando parlava alle persone lei si perdeva. Parlava di Gesù Cristo, parlava di Dio e si perdeva, e il tempo non passava mai. Lei frequentava la casa di una sarta, vicino a questa sarta abitava una donna che era definita dai più pazza perché per motivi diversi non apriva più a nessuno, le persone erano costrette, i familiari, a portargli le viveri dal balcone, lei faceva scendere questo contenitore, qualcuno gli metteva il pane, eccetera, non c'entrava nessuno. Beh, io ancora mi devo chiedere, ero un ragazzino che molte volte l'andava a prendere la sera tardi dalla sarta, mi chiedo ancora com'è che questa qua a lei apriva, cenava da capo, cominciava a parlare con questa persona, che dice che era pazza, ma lei parlava. Zia, ma come là sopra quella? No, non ti preoccupare, l'unico problema è che ci sono i topi che girano per la casa. Ecco per dire che cosa era mia zia. Io non mi dilungo, dico semplicemente una cosa, che tutti questi scritti che io ho avuto modo di catalogarli, analizzarli e metterli insieme, hanno bisogno, caro Enzo, caro Don Maurizio, un approfondimento non da parte mia, che non sono all'altezza, ma chi capisce la mistica, chi capisce questo rapporto di queste donne con Gesù Cristo, allora hanno bisogno di un approfondimento, perché è un mare magnum in cui ci perdiamo. A me mi costernano e mi pongono molti interrogativi, ma molte volte non so rispondere. Grazie. Grazie Mario. Lunga la sua testimonianza, ma piacevole. Certo, per un familiare parlare non è facile. E sentite, per una Orsolina, caro preside, andare in certe case, voi capite che cosa? Un'Orsolina, scandalo. Eppure guardate, Angelina non guardava in faccia a nessuno. Angelina, come Santa Caterina da Siena, se c'era da richiamare, richiamava, perché metteva al primo posto non le amicizie, ma il Vangelo e ciò che il Vangelo dice. Ebbene, questa sera noi in questa comunità parrocchiale abbiamo parlato di questa bella figura, Angelina Tricoli. Il nipote Mario ci ha detto che
lei ha scritto più di 2000 pagine. Sono pagine che necessitano di essere studiate ed approfondite ed è un lavoro che dobbiamo fare noi teologi. Sono convinto che Angelina Tricoli non ha nulla di inferiore nei confronti di un'altra Orsolina, un'altra mistica Orsolina, e sto parlando di Lucia Mangano. Solo che Lucia Mangano ha avuto la fortuna che a Catania ci sono stati alcuni teologi che hanno studiato i suoi scritti. Nella nostra diocesi c'era stato un sacerdote, Don Nunzio Burgio, ottimo padre spirituale nel seminario, che scrisse questo libro, Il Tomotto Sì, ma purtroppo le vie del Signore, caro Don Maurizio, sono finite. Proprio Don Nunzio Burgio, teologo, che avrebbe potuto far conoscere lo spessore culturale, spirituale di Angelina Tricoli, all'età, ahimè, di 50 anni, gli stessi anni di Angelina, improvvisamente, una sera, mentre cenava in seminario, lui che stava benissimo di salute, viene il Signore, bussa alla porta e si porta Don Angelo Burgio. Aveva 50 anni, gli stessi anni di Angelina. Aveva terminato di predicare in seminario, mi dice Don Maurizio, la novena dell'Immacolata. Su Angelina cade il silenzio, fino a quando alcuni anni fa a Ravanusa, ci ricordava il nipote, viene un sacerdote, Don Emanuele Casola, un sacerdote che conosce la mistica, che studia la mistica e che si ricorda di Angelina Tricoli, che era di Ravanusa, perché Emanuele Casola era in seminario e direttore spirituale, niente di meno c'era Padre Burgio. Don Emanuele Casola fa rinascere Angelina Tricoli e da allora, devo dire, con un certo impegno da tante persone, stiamo portando così in giro della diocesi, perché oggi, in un periodo in cui si vive una profonda superficialità, come diceva il nostro parroco Don Maurizio, superficialità anche spirituale, noi abbiamo bisogno di queste figure. Mi sembra doveroso che concludiamo questo incontro con l'intervento finale di Don Maurizio Mangione, il nostro parroco, un doveroso ringraziamento per averci dato questa opportunità e ringraziamo tutti coloro che da casa hanno seguito a questo incontro. Bene, è stato detto tanto e quindi ringrazio le belle testimonianze che ci avete dato questa sera. Non mi rimane che dire grazie a Dio per queste figure così belle che ci dà, perché diventano i nostri compagni di viaggio, coloro che ci portano, ecco, verso la grazia che è Cristo Gesù. Concludo con due parole. Da quello che ho ascoltato, quello che ho sentito, ecco, è anche il tema che abbiamo dato a questa serata. Abbiamo messo nel manifesto che lei, ecco, era sospesa tra il cielo e la terra. Credo che il messaggio che ci consegna allora questa donna di Dio è proprio questo. Noi siamo chiamati in questo tempo che viviamo qui su questa terra con i piedi ben piantati a terra e lo sguardo verso il cielo. Ecco, chiamati ogni giorno a mettere in pratica le cose belle che il Signore ci insegna, a, ecco, gioire con chi è nella gioia, a piangere con chi è nel dolore e poi, ecco, sapere che il nostro cammino è sempre proteso verso la santità, dove tutti un giorno, a Dio piacendo, ci ritroveremo a godere con Dio e con tutti i santi, ecco, quella visione così bella che Lui vorrà donarci. Allora vi do la benedizione, che per me sacerdote è il gesto più bello che posso fare, è la cosa che mi riesce meglio di tutte. Ecco, vi do la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente,
Padre, Figlio e Spirito Santo. E buona serata a tutti e grazie ancora.